Sul campo neutro di Raffadali, ottimo esordio interno per l'Empedoclina che si aggiudica per 3-0 il derby contro il Casteltermini del neotecnico Pino La Bianca. Per i ragazzi di Angelo Marcante è stata una domenica ottima in quanto la squadra si è portata subito in vantaggio al quarto minuto con Baldarelli chiudendo il primo tempo in vantaggio per una rete a zero. Nella ripresa il raddoppio alla 51esima ad opera di Arnone che ha fatto un tampone vincente su un precedente tiro da parte di Ortugno. Nel finale la rete del 3-0 ad opera di Dumbia al 90esimo c'è stata un'azione sulla destra di Gaziano che ha calciato sulla ribattuta, è arrivato Dumbia che ha messo all'angolino basso. Un ottimo successo per l'Empedoclina dopo il buon pareggio ottenuto contro il Città di Bagheria. Per il Casteltermine dopo due partite sono 0 punti, ci sarà comunque margini di miglioramento per la squadra affidata da pochi giorni a Pino La Bianca. Si ritorna in panchina col Casteltermine, ad Agrigento e provincia lei è molto conosciuto, si riparte da zero, a parte la sconfitta ho visto che c'è molto da lavorare. Sì, indubbiamente siamo in ritardo anche soprattutto di condizione atletica, per cui c'è tanto da lavorare. Sapevo a priori già la condizione, ma abbiamo fatto anche degli errori un po' banali nell'esito, soprattutto del secondo gol. Sono cose anche dettate dalla cattiva condizione atletica, per cui i ragazzi hanno fatto qualche errore, però alla fine tutto dipende dalla condizione atletica. Una squadra che sicuramente può migliorare, ha avuto qualche buono spunto, ma è chiaro che c'è molto da rivedere. Sì, abbiamo ampi margini di miglioramento. Avevamo delle assenze anche importanti oggi che sono giocatori fondamentali in mezzo al campo e uno in difesa, per cui sai, queste cose, stai avendo un organico anche molto giovane, se ne risentono. Sapevo sicuramente a cosa andavo incontro, sono abituato a queste cose, per cui non mi fascio la testa, vado avanti e so che abbiamo ampi margini di miglioramento e sicuramente miglioreremo. Ottimo esordio in casa, tanto per dire si gioca a Raffadali perché sappiamo che a Porto Empedocle si dovrà ristrutturare lo stadio, 3-0 a Casteltermine, un risultato forse un po' pesante, però l'Empedoclina ha fatto la sua onesta figura e la sua onesta partita. Sì, noi abbiamo fatto la nostra onesta partita, onestamente l'avevamo fatto pure la settimana scorsa, siamo stati un po' meno fortunati, oggi le occasioni che abbiamo avuto le abbiamo sfruttate, la settimana scorsa purtroppo no. Abbiamo incontrato un buon Casteltermine, tra l'altro avevano cambiato allenatore in settimana, quindi già si vedono comunque che in campo erano molto organizzati, però l'abbiamo preparata bene, i ragazzi, devo dire che i ragazzi comunque sono dei professionisti veramente, cioè seguono alla lettera e abbiamo raccolto finalmente i frutti. Diciamo che è la prima vittoria che facciamo tra la prima di campionato, Coppa Italia e qualche amichevole fatta con la Cassa e col Favara. Però devo dire che comunque la squadra ha molti margini di miglioramento, seguono e questo ci fa ben sperare per il proseguo del campionato. Una partita che si è messa subito in discesa grazie al bel gol di Baldarelli e poi l'avete gestita abbastanza bene, in difesa avete concesso poco. Sì, per caratteristica la squadra si difende bene, stanno sempre tutti sotto la linea del pallone. Faccio i complimenti ai ragazzi, bravi, bravi, sono stati bravissimi oggi, ci difendevamo bene, eravamo sempre, ripeto, dietro la linea del pallone. Abbiamo rischiato forse quasi niente, forse non abbiamo preso manco un tiro in porta. Eh, Complimenti ai ragazzi, sono stati bravi. Gran bella vittoria contro il Casteltermine, forse il 3-0 un po' pesante, però ci avete creduto, avete lottato e avete vinto la vostra brava partita. Sì, oggi abbiamo fatto l'esordio stagionale in casa, era importante fare il risultato e credo che i ragazzi hanno corso dal primo al 90esimo, quindi questa vittoria credo sia stata meritata. Al di là del 3-0 dico che può essere anche un po' pesante, però non ricordo di aver subito, insomma, nella squadra dell'Empedoclina abbia subito chissà quale azione pericolosa da parte degli avversari. Una squadra con qualche anziano, ci sei pure tu, però ci sono dei ragazzi validi che corrono e danno veramente sangue. Eh sì, noi siamo una matricola, dopo 11 anni rifacciamo il campionato di promozione, la società ha insomma, mantenuto qualche veterano dell'anno scorso, in più ha preso tanti giovani promettenti, infatti il nostro obiettivo è la salvezza, speriamo di raggiungerla prima possibile.